lavoro fatto nella precedente Commissione Salute e col precedente governo è stato quello di redigere la rete territoriale e mettere a applicare in qualche maniera quello che è il DM77. È ovvio che oggi la sfida maggiore qual è? Portare avanti i lavori, completarli e poi dare contenuto a quello che questa rete prevede, quindi gli ospedali di comunità, le case di comunità e le COT devono poter funzionare per offrire ai cittadini quel miglior servizio sanitario, quella risposta di salute tanto attesa, decongestionando possibilmente gli ospedali, perché questo è l'obiettivo finale. È ovvio che c'è da fare tanto lavoro, ci sono delle scadenze e io credo che la Sicilia si farà trovare pronta e attenta a tutto questo, ma è un lavoro che richiede veramente tanto e soprattutto sarà il poi, cioè dire gli ospedali di comunità come le case di comunità saranno rette soprattutto da infermieri, OS, il medico ci sarà per 5 ore al giorno, quindi è diciamo così una modalità nuova di assistenza sanitaria.